oggi vi avevo annunciato, voglio parlare anche del caso di Prato. Prato Italia, non Prato Cina, Prato Italia. Allora, qui le cose sono gravi e facciamo finta di non capire. Stiamo parlando dei cinesi, della protesta dei cinesi, della morte dei cinesi. Tutto ciò è avvenuto sul territorio italiano, nello Stato italiano, è avvenuto in una regione italiana, è avvenuto in una regione che ha una lunga tradizione democratica, la Toscana, è avvenuto a Prato, a 2 passi da Firenze, è avvenuto sotto gli occhi di tutti. Ora vi faccio vedere una cosa da TGcom che abbiamo pubblicato sul sito ieri e che è ancora pubblicata oggi. Vediamo se la regia me la manda in onda. Ecco, già nel 2011 c'era un rapporto del CNEL che lanciava l'allarme sulla criminalità cinese, l'aumento della criminalità cinese in Italia, in particolar modo nella zona di Prato. Perché io parlo di criminalità cinese? Parlo di criminalità organizzata cinese perché spesso è questo tipo di organizzazione che costringe quei lavoratori in quelle situazioni. Spesso noi facciamo finta di non vedere quello che è dietro la porta di casa nostra. Ieri vi ho raccontato un episodio di casa mia, quando comprai casa a Milano, nel centro di Milano, e c'era una fabbrichetta clandestina dove pure dormivano e naturalmente ne feci questione di condominio, però poi la fabbrichetta chissà dove si è trasferita, ma non potevo far finta di non vedere. Allora qui io mi chiedo, tutti quelli che sono di Prato e che hanno affittato questi capannoni, che prima erano l'industria tessile di Prato, nella quale i cinesi venivano a lavorare come manodopera diciamo a basso costo, e che poi hanno rilevato per fare le loro confezioni. In questo caso ha bruciato un capannone in cui c'erano le confezioni Teresa. Le confezioni Teresa erano già state segnalate 2 volte, erano andati i vigili urbani, qualcosa avevano visto, perché se sono andati già 2 volte, però non è successo niente. Poi c'è questo rapporto del CNEL. Ora, il CNEL è un ente inutile, dice Matteo Renzi, la penso più o meno come lui. Se andiamo a vedere, grosso modo, potrebbe essere uno di quegli enti da abolire, anche se è di diritto costituzionale, quindi non si può abolire con un tratto di penna, ci vuole la maggioranza qualificata, eccetera. Però, nella sua inutilità o scarsa utilità, il CNEL nel 2011 aveva fatto un suo rapporto, aveva segnalato, e a chi l'aveva mandato? L'aveva mandato alle istituzioni, per esempio della Regione Toscana, al Presidente della Regione, l'aveva mandato al Sindaco di Firenze, al Sindaco di Prato, nel frattempo è un altro, il Sindaco di Firenze invece era sempre Matteo Renzi nel 2011, e naturalmente che cosa avevano fatto di questo rapporto? Niente. Allora, il CNEL, ente inutile, io sottoscrivo, più inutili ancora quelli che non hanno preso il rapporto e l'hanno cestinato. Nel rapporto c'erano grafici, c'erano tabelle molto pesanti. Poi andiamo a vedere l'altro grande problema. Succede l'incendio a Prato nella fabbrica Teresa, e che differenza c'è con la ThyssenKrupp a Torino? Che differenza c'è? Beh, c'è una grande differenza, ora cerchiamo di capirlo. Nella Thyssen c'è stata una mobilitazione sociale, civile, sindacale, perché la Thyssen esiste, è una fabbrica che esiste e dentro le norme non venivano rispettate. Naturalmente il sindacato se ne fa carico se le condizioni di lavoro sono pessime. Teresa, confezioni fatta con operai cinesi, non riguarda i cittadini italiani e naturalmente non sono iscritti al sindacato, e quindi il sindacato, anche se sa che in quel territorio escono prodotti che derivano da uno sfruttamento bestiale, e badate, sono spesso prodotti che vanno a finire nei grandi marchi italiani che per potersi definire made in Italy, le grandi firme italiane devono produrre in Italia, potrebbero produrre in Bangladesh, ma non potrebbero più scrivere made in Italy. Allora fanno fare un lavoro di tipo Bangladesh a Prato o a San Giuseppe Vesuviano o in altri comuni così, per tenere quel marchio lì. Ecco, di tutto questo io vorrei parlare. Io ho ospite qui a Roma il nuovo segretario dell'IDV, dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina. Lo saluto, buongiorno, è la prima volta che ci conosciamo, e ho al telefono Vincenzo Scudiere, che è segretario della CGIL, uno della segreteria, insomma, della CGIL, che è larga. Buongiorno Scudiere. Buongiorno. Ecco, l'ho chiamata perché è ovvio, ho fatto riferimento anche al tessuto sociale, di controllo, di visibilità sul territorio. Però vado subito al segretario Messina e gli chiedo, segretario,
io mi aspetto da lei qualcosa di forte, no, perché l'Italia dei Valori ha spesso fatto denunce forti, ma qui perfino Prodi oggi scrive si parla dei cinesi ma noi non parliamo con i cinesi, ma io vorrei aggiungere che qui quello che mi interessa è l'atteggiamento dei cittadini italiani. Ma sicuramente sì, grazie intanto dell'ospitalità. Io ho incontrato proprio questa mattina il vicepresidente della Camera di Commercio italo-cinese per esprimere la mia solidarietà e lo sdegno per quello che è accaduto, ma anche per esigere il rispetto da parte di chi lavora. Vede, il problema del nostro Paese è un problema atavico, c'è una maledizione da Palazzo Chigi. Chi sta fuori dal palazzo si rende conto dei problemi del Paese. Appena entrato nel palazzo tutti sembrano dimenticarlo. Le cito le ultime 3 tragedie che portano solo al pianto del giorno dopo, ma nessuno risolve i problemi. Sono morti 300 immigrati a Lampedusa, siamo andati a piangere sulle bare, ma non si è risolto il problema dell'immigrazione clandestina, c'è sempre un reato che non risolve il problema e continua a portare avanti questa ignobile tragedia. Seconda cosa, ad Olbia, in Sardegna, muoiono perché c'è il dissesto idrogeologico. Piangiamo anche lì, ma non è una novità, il nostro Paese è sottoposto costantemente a dissesti idrogeologici. Terza cosa, sicurezza sul lavoro da una parte, dall'altra parte lavoro nero e lavoro in stato di schiavitù. Io esprimo ovviamente solidarietà a chi è costretto in schiavitù per portare avanti la propria famiglia, però è chiaro che lo Stato non può piangere il giorno dopo senza accorgersi il giorno prima di quello che si deve fare. Ecco, a Prato, come a Lampedusa, come ad Olbia, lo Stato è assente perché non è sceso in campo per risolvere i problemi. Lì sapevano tutti, diceva bene lei, sapevano tutti e tutti hanno fatto finta di non vedere. Però io voglio sapere domani, no, io le chiedo scusa, ma io voglio sapere cosa succede oggi. Oggi c'è il lutto cittadino, domani in quelle fabbriche ci sarà qualcuno, un ispettore, qualcuno che andrà a vedere cosa fare e se le condizioni non sono adeguate al coraggio di chiuderle, perché questo è il tema. Se no, se non si interviene è inutile andare a piangere il giorno dopo, perché bisogna intervenire il giorno prima. È il problema del nostro Paese questo. Il dramma è che nessuno, una volta al governo, vuol risolvere. Lei ha ragione, secondo me, sia per quello che ha detto dello Stato e anche per questa osservazione che ha fatto sul governo. Cioè, io condivido quello che lei ha detto, e però lo Stato è già una parola troppo grossa. Il capannone lo affitta una persona fisica. A Prato non girano dei fantasmi, la gente sa, vede, non possono scomparire le persone che lavorano là dentro. È un tessuto sociale fitto, è un tessuto sociale sindacalizzato da secoli, è un tessuto sociale molto omogeneo. Non si può dire non sapevo, non avevo visto, e io lo chiedo a Scudiere, che naturalmente non è lo Stato e non è neppure il governo, è il sindacato. Direttore, mi scusi se è possibile un inciso. Oggi le parole del sindaco di Prato sono un dato allarmante. Dice che Prato ha 35.000 cinesi che sono regolarmente residenti e da 20 a 40.000 clandestini. Che non sono registrati. Ma significa la metà della popolazione di Prato. È impossibile pensare che non ci si renda conto se di ne questi accorgeranno anche andando... Pare che a Prato non muoia mai nessun cinese. Questo è un problema che già noi conosciamo. È un problema che noi già conosciamo benissimo, perché su questo ha scritto un libro Saviano, le cui pagine che riguardano appunto la stessa situazione a San Giuseppe del si assuma responsabilità. Però vorrei nessuno si prenda la responsabilità, a cominciare dai cittadini. Scudiere, tocca a lei, perché il sindacato... Prendo le sue parole, le giro al segretario dell'IDV Messina, perché è evidente che su questo possiamo essere d'accordo, cioè il problema sono le condizioni di lavoro e di vita, no Messina? Ma certamente sono le condizioni di lavoro che dobbiamo garantire, però vede, sentivo Scuderi intervenire. Bene, ha detto di aver fatto delle denunce, che il sindacato ha fatto delle denunce in questi anni che sono rimaste lettera morta. Sarebbe opportuno conoscere chi ha fatto queste denunce e chi è rimasto inerte, perché se no così non ci andiamo da nessuna parte, perché è inutile dire ho fatto una denunzia. Secondo,
È opportuno sapere domani cosa accade a Prato o nei luoghi, nelle tante Chinatown italiane che sono sconosciute fino al momento della tragedia. Aggiungo, certo che Messina, lo sappiamo. Io a questo punto devo dirle, sfido in questo senso, e non ce la prendiamo sempre con i soliti sindaci che sono rimasti sul territorio a fare da pungible rispetto a tutto quello che accade, abbandonati da tutto e da tutti, a tassare e tartassare i cittadini non per colpe loro. Però dico questo, insieme al sindacato domani mattina andiamo a visitare una per una le fabbriche di Prato, vediamo quelle che devono stare aperte e quelle che devono stare chiuse, e se devono stare chiuse stiamo lì fino a quando non vengono chiuse o non vengono adeguate. Non è tollerabile che partano per la Cina miliardi di euro guadagnati in Italia e poi si lavori in quelle condizioni. Prima di fare partire queste somme adeguiamo le fabbriche. Con questo voglio dire, non è che noi dobbiamo far lavorare i cinesi o gli extracomunitari che arrivano, ma devono vivere, lavorare in condizioni adeguate, ed è sicuro che non è colpa del lavoratore, ma è colpa di chi glielo dà quel lavoro in nero e stato di schiavitù. Allora condanniamo chi dà questo tipo di lavoro, non tolleriamolo più e facciamo in modo che si possa lavorare in situazioni che sono vivibili, civili, accettabili. In caso contrario andiamoci insieme a chiudere, perché fare una denunzia che poi rimane lettera morta, l'Italia è piena di tragedie seguite a denunzie rimaste lettera morta. Su questo lei ha totalmente ragione, così come ha ragione Zaia quando dice, ed è la cosa che a me fa impazzire, che noi siamo il paese che ha più controlli formali di tutti. Noi abbiamo i controlli su tutto, eppure succede di tutto. E un'altra cosa, e qui voglio sentire di nuovo Zaia, un'altra cosa che mi ha ricordato lei parlando, vede che ci troviamo poi, in realtà annunciavo del garante per i detenuti, della Cancellieri. Non vorrei che noi dovessimo arrivare, nell'assenza di responsabilità diffuse sul territorio, a un garante per ogni cosa. Ma insomma, il garante della vita civile e sociale siamo noi. Mi auguro che il garante per i detenuti non sia il solito garante all'italiana, perché alla fine c'è un problema nelle carceri, si risolve dando condizioni di guida più adeguate, risolvendo il problema delle carceri italiane. Non certo serve un garante, non vorrei che sia il solito garante all'italiana per lasciare le cose come stanno. Il garante serve perché siamo costretti purtroppo a denunce tardive di casi gravissimi, di morti in carcere. E poi, se non risolviamo il problema a monte delle carceri italiane, le condizioni di vita dei detenuti e le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria, noi non andiamo da nessuna parte. Ci sono carceri realizzate e non aperte, ci sono carceri da ristrutturare, c'è di tutto. Ha ragione, voglio sentire Zaia. E naturalmente Ignazio Messina lo ringrazio per essere con noi in studio, è la prima volta che lei compare come nuovo segretario dell'IDV, spero di discutere con lei tante altre volte su altri argomenti. Buona giornata a tutte e tre. Fatti e misfatti finisce qui e ci vediamo domani all'1 e naturalmente vi lasciamo a TGcom e alle sue notizie.